Dalla legge di bilancio emergono due indicatori principali in materia di reddito di cittadinanza. Una è il rinvio della riforma complessiva al 2024 e l'altra è la riduzione del sostegno fornito ad alcuni gruppi di percettori nel 2023. Da quando il reddito di cittadinanza è stato inserito nella primavera del 2019 in Sicilia solo 21.000 persone hanno trovato un posto di lavoro grazie ai centri per l'impiego, ma in 3 anni ben 370.000 hanno concluso i 18 mesi del sussidio senza trovare un posto di lavoro. In questa manovra manteniamo gli impegni anche in tema di reddito di cittadinanza. Dunque noi abbiamo sempre detto che uno Stato giusto, che il reddito di cittadinanza era una misura sbagliata perché uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo. È esattamente da questa filosofia che muoviamo. Avremmo ovviamente avuto bisogno di più tempo per fare una riforma complessiva che faremo di questa materia. In un mese non eravamo nella condizione di farlo, ma intanto fedeli ai nostri principi noi stabiliamo che si continua a tutelare chi non può lavorare, disabili, anziani, famiglie prive di reddito con minori a carico, aggiungiamo le donne in gravidanza, ma per gli altri, per chi è in condizione di lavorare, il reddito di cittadinanza viene abolito alla fine di quest'anno, alla fine del 2023, il prossimo anno. E nel 2023 non potrà essere percepito per più di 8 mesi complessivi, e in ogni caso decade al rifiuto della prima offerta di lavoro. Perché abbiamo fatto questa scelta? Abbiamo fatto questa scelta perché ovviamente, non avendo ancora messo in campo tutti gli strumenti con i quali vogliamo trasformare l'assistenza in lavoro, ci siamo dati un periodo transitorio per accompagnare le nostre scelte. Avete visto che una scelta c'è già, perché l'azzeramento dei contributi per chi assume percettori di reddito di cittadinanza è una misura di questo senso, ma abbiamo raccontato ad esempio come il Fondo Sociale Europeo possa intervenire in maniera molto seria per formare queste persone e dare loro un posto di lavoro. Quindi noi abbiamo scelto di tenere un periodo transitorio per accompagnare quella che sarà la fine del reddito di cittadinanza per chi è in condizioni di lavorare. Perché io credo e continuo a credere, e nessuno mi toglie dalla testa questo obiettivo, e ovviamente si stracceranno le vesti, vedo forze politiche che già chiamano la piazza, bene tutto. Vorrei sapere se chi ha pensato il reddito di cittadinanza, quando lo ha pensato, lo ha immaginato come uno strumento con il quale lo Stato dovesse occuparsi delle persone dai 18 ai 60 anni, perché segnalo sommessamente che c'è gente che lo prende da 3 anni, senza soluzione di continuità che non sia un mese. Quindi evidentemente non ha funzionato come doveva funzionare, o abbiamo stabilito il principio che per alcuni italiani lo Stato se ne occupa all'infinito. Io credo che lo Stato se ne debba occupare trovando a queste persone, aiutando queste persone ad avere un posto di lavoro e a poter anche migliorare la propria condizione invece di mantenersi in quella condizione di difficoltà. Tra l'altro, scusate, ho dimenticato un elemento che secondo me è fondamentale. Tra gli elementi che introduciamo c'è anche l'obbligo di presenza sul territorio nazionale per chi percepisce il reddito. Solo il 13% dei beneficiari del reddito di cittadinanza, presi in carico dai centri per l'impiego inseriti nel programma GOL, sono pronti a lavorare. Work ready, come si dice in gergo, dice Raffaele Tangorra, commissario dell'ANPA, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. Una percentuale che invece sale al 74% tra chi percepisce la NASPI, il sussidio di disoccupazione. Significa, prosegue, che ha un'estrema difficoltà a collocarsi e necessita di una vera e propria riqualificazione, questo perché è molto lontano dal mondo del lavoro. 3/4 non lavorano da oltre 3 anni o non hanno mai lavorato. Spesso si tratta di persone che non sanno leggere né far di conto.